E così alle il numero 30. Tutto va bene e l'uma grosse soddisfazioni da tutte le parti del Piemonte, specialmente dalle province di Versailles e Cuni, oltre che naturalmente da Turin. Ogni dì registruma ad gruppo folcloristic e poeta, che pian pianin e faruma passare a nostra casa. A proposito, tutti cui che vogliono collaborare, che telefono a Giorgio Lupica presso l'Istituto Maffei a Turin per pie l'appuntamento per le registrazioni. Al festival alle a buon punto e fra poco sarà pubblicato. E adesso, come al solito, io lascio in compagnia ad Mario Castagneri, che parlerà dei nostri cruci. Tante e tante volte, e l'uomo les yeux e sentì parler insieme a l'on che peut contribuire la nostra televisione al divertimento e all'informazione dal grosso pubblico. Ebbene, con certezza e sono ancora non riusciti a stabilirlo, proprio perché la nostra ben amata televisione ha fatto tutto per la sena sconcertà. Mai capì una posizione in una qualsiasi maniera per un argomento nauto, mai che mostra la sua faccia, la sua posizione è viscida, difficilmente controllabile. Quando io assetta davanti al televisore, a mia catena in mano un'anguilla, una con le vive, e di su mi slupura, a sent'anche in dein a bete. Al perché ve lo spiego subito. L'informazione televisiva ha un suo comandamento particolare. Lo spettatore ha bisogno di dire almeno possibile e col poco che si dice ha bisogno di dirlo più confusamente che si può. Ma che si parla eccesso, mai, Oh, per carità. L'unica pillola che conosco qui da televisione è quella contro il Qatar. Mai che si parla del problema e d'aborto. Guai a pronunciare la parola divorzio, come se tutti noi i cittadini adesso ancora cerchei su i coi e su le rose. Insomma, per quella tribù di infingard che sono i nostri responsabili televisivi, noi siamo proprio tutti e beneficati da San Cotulengo. Tra una trasmissione che spiega come si fanno le squilline della gaseuse e un'altra con Topo Gigio, una sente proprio mentalmente finita. I film avevano affitteie, su sì perlomeno lo penso me, dai ferramiu dal ballone e le trasmissioni musicali a su mappi da passerella a giù rachiti con i cavelli da Puyè che fanno rabelle della malora e accanto con la stessa grazia che spelsente quando una di stupan lavandin. Disime neanche lei una lenga da serpente e voi macca capisco che sono un deficiente. Se anche è l'uomo ancora nostra televisione alle non cretineria, alle rassegnazioni. E adesso una rivelazione. I Gallinacci, 3 fioi ad Ronsecco, provincia ad Versailles, con una canzone ad Giovanni Barberis, in dialetto versleise, dal titolo Al meman je sporca terra. Il meman je sporca terra, ma la mia animale è pulita. Me mangi sporchitterà, ma la mia animale è pulita. Io andavo a scuola insieme quando chi sei un cumasnà, ma ti con la famiglia tenda vivi in la città. E con la strada campagna fino a pura un mesicano, te pala per poi cani, me lo fa fin quando chi scam. Me mangi sporchitterà, ma la mia animale è pulita. Me mangi sporchitterà, ma la mia animale è pulita. To pari a Valteri gni biscola ben visti, e mia ia Valbraita con per tutti i dì. Hai put dal prim da scuola ti catavi quai pulasti, porta per la maestra, maestra, che la pescia di buon pasto.
me mani sporchitterà. Ma la mia animale è pulita, Me mani sporchitterà. ma la mia animale è pulita. Adesso io studia e migliora stambacà, di un'infinia scoli par pudiva da nel pan. Facciamo sur tutur quant catribati che al paese, t'aggiri l'autapà. Quanto incontri invece mis, Me mani sporchitterà. ma la mia animale è pulita, Me mani sporchitterà. ma la mia animale è pulita, ma la mia animale è pulita, ma la mia animale è pulita, ma la mia animale è pulita. Stasmana Castagneri alla intervista un di più grossi showman italian, Giorgio Gaber. Giorgio Gaber continua tranquillamente a percorrere le strade del successo. Il successo gli arriva e lui se lo merita. Siamo venuti a trovarlo nel suo camerino a rubargli un po' del suo tempo per chiedergli un giudizio così amichevole o non amichevole su Torino e sui torinesi. Ma non è che ho una conoscenza approfondita della città di Torino, in effetti vengo qui solo per lavoro e mi fermo una settimana, tra l'altro poi Torino è così vicino a Milano che mi capita anche spesso di appena finito di lavorare di scappare a casa per ritornare un attimo in famiglia. Comunque ancora una volta, già l'anno scorso andò molto bene, anche quest'anno le prime repliche che abbiamo fatto hanno dimostrato che Torino ha un pubblico molto aperto, molto vivace, le risposte qui al Teatro Alfieri sono state veramente straordinarie, ho passato 2 serate bellissime, mi auguro che la cosa continui, mi auguro quindi che l'incontro con i torinesi possa continuare, perché in effetti per adesso le occasioni di venirsi sono state un po' poche, cioè anche l'anno scorso abbiamo fatto pochi giorni, cioè mentre in una città, non so come Milano, noi facciamo 40, 50 repliche, qui a Torino ne facciamo 4 o 5, quindi evidentemente si potrebbe, conoscendosi un po' di più, si potrebbe fermarsi di più a Torino, spero che questo avvenga in futuro. Se tu non avessi fatto il cantante, cosa avresti voluto fare nella tua vita? Cos'è, non so, tu hai un qualche cosa che non hai raggiunto? Ma devo dire che sono uno dei privilegiati in quanto fa un mestiere che gli piace, che purtroppo non è molto facile in questo tipo di società. È un mestiere che mi permette di essere la stessa persona sul palcoscenico, cioè quando lavoro e quando viceversa sono nella vita, cioè cercare un po' chi sono, cercare me stesso e quindi in linea di massima scavare un po' in profondità dentro di noi. Al di là di questo, non ho sogni pindarici, non è che mi diverto a pensare che cosa avrei potuto fare se non avessi fatto il cantante. Questo mestiere mi va bene. Visto che ci troviamo a Torino, io ti vorrei chiedere un pronostico su come andrà a finire il campionato, un pronostico da un torinese ad un milanese. Ma mi pare che la Juventus non abbia avversari, cioè non che giochi particolarmente bene, ma gli altri giocano così peggio che ho l'impressione che non ci sia molto da lottare. Io sono interista, quindi particolarmente in crisi, questa campagna dei giovani sta rivelando un disastro. Quindi in questi periodi si diverte poco alle partite. Io poi non ci vado quasi mai perché non c'ho tempo, però ci andrei anche più volentieri, più spesso di quello che ci vado, insomma, ci vado volentieri. La Juventus sì, è una squadra furba che approfitta, che chiude, che c'è anche qualche rigore, un po' di polemiche ci sono. Comunque vincerà la Juventus. Per concludere, un augurio e un saluto da Giorgio Gaber ai torinesi, come vuoi tu. Saluto i torinesi, li saluto tutte le sere a teatro, è un incontro, come ho detto prima, molto bello. Arrivederci all'anno 21. Juan che superga all'Alcapel. Avventure tragicomiche di Rensin.
al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ma guarda in che condizione che sei, ma cosa te la fai? Ma te la sfiga una spalangi, sa? A tutti il farinel che arriva, cosa fate adesso? E butteria le disgrazie agli altri? Ma no, Renzin, ma no. Certo che vedo in che stato che sei alle numedarie. A smia che te l'abbia bucciato contro un carro armato. Ma cosa le succedute? E sono andato a sghiè. Vede che bel risultato! Ma se la sempre dine a tutti che dire Meiken Alpin. E tu Meiken Alpini antalbaive, ma la sghie è il mio an marinor. Ma perché? E se scasca? Casca? E l'hai fatta addirittura giù con me dalla fioca, a smiava una valanga. E col babatto all'istruttur, la via di me. Caslata più rende giù tranquillo, a vedere che trova un fund, senza neanche accorgerne. Altro che non accorgerne. Ma contassi, ma guarda cosa va a capitete. E come la sfaita fermete? E tu andai a centrare, l'unica pianta che hai visto in terraggio, a 4-5 chilometri. Certo che come sciature c'è un bel disastro, ma pudine infermete prima. Ti fricanda d'un fricanda, ma cosa che crede che sia? Un tram, che per permettere quando cabel. Meno male che l'hai trovato con la pianta, se no chissà quando che infermava. Magari andasia fino al capolinea. E ben, e vede che la Madonna l'aiutate e fate true con la pianta che la fermate. Se la Madonna vorrei aiutare, alla via Magda piantela, a piante an due passumi. E tu spiegame. C'è altro che spiegate. Una cosa comunque le sicura, sghie alenento travai. D'altronde in piaceria savei qual calè il travai che va ben per te. Ti l'angata schifosa, guarda che e tu non disposta a sentire tue gramizie, né? Cerca di righe dritto con me, se no, a quatete abbasta neanche più il capello superga. Comunque, ciao Liste. Come non detto, Renzin, e saluto. Ciao, fricanda d'un fricanda. Stasmana alle turnam nuita truene al coro ad Baudisset Turineise, cau canta la stessa canzone che l'hai presentave mi al numero 5 a nostra ca. Cosa et vestu mai? Parole di Asterella. Cosa vestu mai? La nostra vita luma tanti guai, gravi fastidi, finanza il travai, il robe capa zai. Cosa vestu mai? A volte e quai cosa che fa bin, ma troppi assumi cruce di sacri, che fan crier destin. Senta scutnemi, lascia un po' perdere, cerca, guarda intorno a te. Ancina fiore, cerca, torna un po' seren, spera, pensinen. Torna buoni, mora e tu che tutti un po' dolor la vita, cosa vestu mai? E la maniera da dismenci guai. Stupa la buta, dai bambi cervi, ansema chi svervi. Senta scutnemi, lascia un po' perdere, cerca, guarda intorno a te. Ancina fiore, cerca, torna un po' seren, spera.
tu ca tutti in fondo una vita cosa questo mai. E una maniera da dismentir guai. Stupa na buta dai mambice vin, ansema chi verghi. E adesso Gippo Farassino sempre più infastidia come sindic. A proposito, dimmi un po', quale taccate festu sindic? Ma non taccame niente, la colpa è Mario Castagneri che ha scritto queste cose che mi devo dire che mi sono sempre più fastidiato perché io scrivo non proprio giuste, insomma, diventa il suo stesso un po' che per lesi. Anche perché ti fai in dialetto un po' particolare. In dialetto Baravantan, sta altra mesa, il Monfrin, la Stesan e il paese del Castagneri che penso che sia Torre Pelli, giù da lì. Monbercelli, si suggerisce. Sai una cosa, cosa sei un cammin che prepari per finire la stagione? Per la stagione sono un cammin che prepara un recita alla canzone che ha la natinenza con nostra ca perché e verrebbe un postello proprio così, un po' cioè venire la gente a cammino, teatro ovviamente, però che avevi sull'impressione di entrare un po' canta la mia vita, per me discorso, ecco. Allora noi Luma Magda augurete buon lavoro. Grazie e a tutti l'11 d'avril al Teatro Verde. Miei cari compavesani, siamo ormai vicini alla consumazione elettorale, dove voi ancora una volta sarete chiamati alle urine per votare demograficamente per me. Ma certamente proprio per me, ma per chi per i votesi no? Chi vi ha fatto mettere il monumento in piazza raffigurante la mia figura, onore vanto di una monica pellegrin come chi sei tivi altri, eh? Chi ha fatto innalzare a banda del municipio il più bel cesso pubblico che si abbia mai visto? Me, sempre me. E modestamente un cesso parai allo Trevignanca a Chicago, si to che cesso dovrei avere più da bisogno che tutti gli altri. Voi altri mi direte, ma noi il cesso lo potremo mai dovrei? E lo credo van, giradesna, e mai cresce ancora costa che con i soldi che vi fate spendere per costruirlo, adesso la sai ancora un depisentan come se fosse una giovanta qualsiasi. No, signore, nella lista avversa a Jeminot. Non per buon motivo per votare per me. Chi lo dice che è una testa figna, che resti Dio, che resta anche in terza. Ma lo dice neanche che l'unica terza che ha la rivista è quella del vagone ferroviario, E poi, a spiegami noter, basta dire che quando io dia fe sparire col migettara che era il fondo drapioso, chi ha lo che fot, ora scavano tampa per su trade, che testa finga, era inutile chissà che è dedamente erbolica e contuioce, non votando per me, è come se pisassi contravante o pisserisi in tiuci, gli avevi capito ban? Ma se al me programma è tutta una festa, io voglio che in queste elezioni amministrative, miei cari compavesani, voi troviate il mezzo e anche il litro per sfuggire al gioco dell'aratro e per potervi dedicare sempre di più tempo al gioco del 3-7. Scapis, proprio parai, io vi farò lavorare sempre di meno, divertire sempre di più a costa della fera canonica. Cosa cadesse la Costituzione italiana? L'Italia è una repubblica sfondata dal lavoro. E ben, me fare in maniera che tra Costituzione a sporla macpi a riposo. Inoltre, hai entra testa un'altra idea grandiosa. Lo spostamento del nostro campo di calcio. Sì, signori, il campo da football sta voto a Blufasfè in pianura. Piran come Caradesa a metà costa della Colinga, che tutti il partito per Princau subiti una smanga per andare a Pierbalon in 3 volte.
E queste non sono che le prime allattanti premesse del mio programma, perché noi ancora una volta sapremo essere dei grandi amministratori e anche dei grandi amministravochi, senza allusione alcuna ai vostri doni. E con il suono della nostra banda termino il mio discorso ordinandovi di gridare tutti: evviva sempre il nostro grande sindaco!